volta che Telemike va in Sardegna, ed era ora veramente, perché la Sardegna ha tante belle località, in particolare questa che si chiama Villanova Forru. E figuratevi che è un paesino di 800 abitanti, tutto dedito agli scavi archeologici. Sapete che ci sono i nuraghi in Sardegna, ebbene pare che questa è una zona dove ce ne sono tanti molto molto interessanti. Allora, vediamo che cosa hanno preparato questa sera come primo collegamento. Qui Telemike, a voi Sardegna. Buonasera, ciao Mike. Per questo primo collegamento in Sardegna abbiamo scelto un paese assolutamente straordinario, sorprendente non solo per la ricchezza del parco e del museo archeologico di Genna Maria, ma sorprendente soprattutto per i suoi 800 abitanti. 800 attivissimi abitanti che hanno alle spalle storia, tradizioni. Potrei dire che questo è il paese del recupero, perché con gli scavi o grazie agli scavi non si recuperano soltanto storia e cultura, ma anche tradizioni, come ti documenterò nel prossimo collegamento. Mike, direi che qui abbiamo un indice d'ascolto piuttosto alto, perché siamo ben voluti. Tu sei amatissimo a tutti gli abitanti di Villanova Forru. Io ho una miriade di fogliettini, noterelle, saluti, raccomandazioni, anche dolcetti da portarti quando ritorno a Milano. Non abbiamo ancora scelto il personaggio misterioso, ma lo faremo e saremo pronti per il prossimo collegamento. Mike, ti restituisco la linea. Qui Villanova Forru, a te la linea Mike, ciao! Grazie amici della Sardegna, lo sapete quanto sono affezionato anch'io a voi. Grazie soprattutto per i dolcetti, sapete che io sono molto goloso. Ci collegheremo con Villanova Forru, quindi diciamo qui Telemike, a voi Villanova Forru. Villanova Forru, una piazzetta singolare perché ha da una parte una chiesa e dall'altra un museo, e io sono all'interno di questo museo che è un po' il simbolo di questo paesino, di questa cittadina. 800 abitanti, un museo che è ricchissimo di pezzi, di suppellettili, di vasi, ognuno dei quali ha secoli e secoli e secoli di storia alle spalle. Un museo che ha un'architettura funzionale, moderna, uno di quei musei che vanno consultati, studiati, più che visitati soltanto, usati. Ma adesso ti faccio vedere il nostro filmato, come nostra consuetudine, Villanova Forru di giorno. Fra orchidee selvatiche, sovrastante la più ampia e spettacolare pianura dell'isola, Villanova Forru, un piccolo grazioso paese che sta recuperando l'identità del passato grazie al villaggio nuragico Genna Maria. La spinta per gli 800 abitanti di Villanova Forru nasce proprio dal parco archeologico. Accanto al museo, che sorge proprio nel centro del paese, ecco una mostra che continuamente rinnova le sue esposizioni dedicate a tutto quanto è culturalmente legato alle testimonianze nuragiche. Cosa vuoi fare da grande, Ida? La direttrice del museo. Visitata ogni giorno da centinaia e centinaia di studenti, oltre che da esperti e da studiosi, questa piccolissima località sta per diventare un centro culturale di rinomanza internazionale. Sai cosa voglio fare da grande? No, Francesco, cosa vuoi fare? Il restauratore. Non sarà difficile per Francesco fare il restauratore. Qui a Villanova Forru è nato un laboratorio di... Beh Mike, io volevo presentare al nostro pubblico il professor Enrico Azzeni, che è il direttore degli scavi archeologici di Villanova Forru ed è anche dell'Università di Cagliari, per fargli questa domanda: perché sono così importanti gli scavi di Villanova Forru e perché è altrettanto importante questo museo? Questo museo, come ormai è noto, conserva i materiali e le testimonianze che provengono dalla ricerca archeologica nel territorio, ma soprattutto dagli scavi tuttora in corso presso il complesso nuragico di Genna Maria, un complesso monumentale ubicato strategicamente sulla più alta collina del territorio. Come ben illustra il grafico a colori del... Ecco, il professore si riferisce a questa planimetria, va bene? Si tratta di una vera e propria cittadella fortificata, sviluppatasi in tempi del bronzo medio recente della prima età del ferro, grosso modo tra il XV e l'VIII secolo a.C.
restituendo, dando migliaia. Senti, Sì, oltre a queste cose veramente eccezionali che ci avete descritto, se ben ricordo, perché io sono stato in quella zona, lì vicino ci devono essere delle località dove vivono dei cavalli selvatici. Io non mi ricordo più bene come si chiama questa località. Non lo so, tu lo sai? Giara, Mike, noi siamo riusciti ad andare, malgrado, come tu sai, qui non è stato bel tempo in questi giorni, quindi siamo andati malgrado il vento, e siamo anche riusciti a inquadrare qualcuno di questi cavalli selvaggi. La località si chiama Giara di Gesturi, è un parco naturale. Segui con molta attenzione queste immagini, Mike, perché c'è una grande sorpresa per te alla fine. Ehi, addirittura. Mike, hai Bellissimi. seguito con attenzione questo filmato? Sì, ho visto Bene. questi cavallini che sono allo stato brado, questi sono selvatici. Sì, Mike, volevo dirti questo. C'è qui accanto a me Ornella, che è una signorina estremamente emozionata, che deve dirti, a nome di tutto il paese, una cosa. Allora, noi, buonasera innanzitutto signor Mike. Buonasera. Noi vorremmo farle una sorpresa, pensando che questa le sia gradita, speriamo almeno. Le vorremmo fare un regalo, se lei, sperando che le sia gradito, vorremmo regalarle un cavallino di quelli che ha visto precedentemente nel filmato. Ma pensa, che regalo, ma Mike, è già troppo! tuo. Ma quelle lì sono cose da 1001 notte. Un cavallino così. Ma c'è il permesso, si possono tenere, perché questi cavallini sono ancora allo stato brado, sono selvatici. Non è che vengono protetti, non si possono toccare, si possono avere. No, Mike, noi abbiamo inquadrato, proprio fra i cavalli che abbiamo inquadrato, ce n'è uno che ti appartiene già, mi assicurano tutti i sindaci di questo... Lo può addirittura scegliere, quello che le piace di più. Ok, allora riguarderò la registrazione e poi vi dirò quale. Poi bisogna stabilire il nome, eh? Dobbiamo dare il nome della vostra località, magari, eh? Comunque decideremo cosa dobbiamo fare. Sentite, sono commosso, ma lo sapevo che i sardi hanno un cuore grande così. Tante volte io sono stato in Sardegna, anche in altre zone, mi hanno fatto delle feste meravigliose, fino alle 3 del mattino a mangiare la porchetta, non avete idea quello che abbiamo fatto, e io lo so che è così. Ecco perché sono affezionato e tutti gli anni d'estate vengo un paio di mesi. Comunque io vi ringrazio tanto. Senti Ippolito, purtroppo dobbiamo andare avanti, dovremmo fare adesso il nostro gioco del personaggio misterioso. Ed eccoti, Mike, il nostro personaggio misterioso, la signora Maria. La signora Maria, bene, Eccola vediamo qui. un po' com'è la signora Maria. Buonasera signora Maria. Buonasera signor Mike. Come sta bene? Bene, grazie. E lei? Non c'è male, sono contentissimo, mi hanno regalato un cavallino, cosa volete più di così? Una volta io Infatti. correvo con i cavalli, vuol dire che riprenderò a correre. Allora, attenzione perché io adesso le farò una serie di domande. Ricordo ai nostri concorrenti che hanno 2 prenotazioni a disposizione. Va bene? Lei mi sente bene, signora? La sento bene, signor Ok, Mike. allora vorrei sapere se è un lavoro che si svolge di giorno o di notte. Sia di giorno che di notte. E chiunque può fare questo lavoro? Sì, però occorre un preciso titolo di studio. Abbiamo una prenotazione, Roveri. Farmacista. Farmacista, la risposta esatta. Ma dai. Come ha fatto a dire farmacista dopo la seconda? Ha tirato il colpo. No, giorno e notte avevo già intuito. Perché ha detto giorno e notte. Farmacista. Sentite, guardate che vi giuro, Pensavo anche io. lei ci pensava. No, io pensavo all'ostetrica. All'ostetrica, Esatto. ho capito. Signori, è la prima volta che con 2 domande indovinano. Probabilmente era troppo facile il fatto che abbiamo detto che si svolge di giorno e di notte e che occorre un preciso titolo. Colpo di scena, il signor Roveri, che era in coda, guadagna i 10 milioni e va in testa a 25 milioni. Quindi avremo una bellissima battaglia perché la campionessa è a 22 milioni e 2, Pisciotta 19 milioni e 2. Complimenti, mi spiace, signora Maria, è stata protagonista per un tempo brevissimo.
È stato bravissimo il concorrente. Ma sa com'è, giorno e notte, qual è il lavoro di giorno e di notte? Si capisce che può essere una farmacia. Bene, sentite, amici di Villanova Forru, io vi ringrazio per questo bellissimo collegamento. Io spero di poter fare anche qualche altro collegamento in Sardegna, anzi, facciamo uno strappo alla regola, visto che il nostro Alessandro Ippolito è lì in Sardegna, e magari adesso questo è un periodo che mi pare ci sono delle difficoltà di trasporti, eccetera. Alessandro, cosa ne dici se rimani lì in Sardegna e facciamo un altro paesino, un'altra cittadina? Sei d'accordo? Ah, d'accordissimo, Mike. Ok, allora non vi posso dire quale, ma Ippolito rimarrà in Sardegna per fare ancora un collegamento. Allora, amici di Villanova, di Forru, vi ringrazio, vi verrò a trovare la prossima estate e vi farò sapere qual è il cavallino che desidero, va bene? Grazie tante, arrivederci amici di Villanova. Traguardi o primati non impensabili per un paese che ha millenni di tradizioni alle spalle. Sì che io sono questa lezione che si acabava di zero. E cominciavo su buone a tra tre petti e incrociavo. Prima una, si passa da, castigare bene però, continuando sì che usa andare innanzi, sì, e castigare bene come ti sei fare. Accanto alla lezione per cestai, ecco una cooperativa di ricamo. Preziosissima arte che qui non vuole mutare col tempo. Preziosissima, ho detto. 800.000 lire per questo scialle e ben 7 ore di lavoro per fare solo una di queste foglioline. Cooperative. In questo modo a Villanova Forru e in tutto il consorzio turistico che comprende Collinas, Siddi e Luna Matrona, gli abitanti si riuniscono e recuperano la propria cultura. Qui si fanno dolci pregiati, a mano, uno per uno, e casalinga, e delle più squisite, ecco la cucina, anche qui organizzata in cooperativa per favorire l'agriturismo. Allora Marco, e tu cosa vuoi fare da grande? L'archeologo. Da un millenario nuraghe, tra propositi e progetti non più di sogno, ecco un paese moderno e vivace da prendere ad esempio.